Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata del Salotto di Pamela. Finalmente ci siamo dopo un breve periodo di pausa ed io sono contenta e felice di darvi il benvenuto qui su Televenezia, nel mio nuovo salotto realizzato in modalità totalmente ecologica e sostenibile. Ma piccola parentesi divertente che questa, cari telespettatori, ve la devo raccontare. Qualche settimana fa faccio al mio produttore esecutivo a che punto fossimo con la scenografia e lui mi rispose: Pamela, a cartoni. Ed io: in che senso a cartoni? E in verità siamo letteralmente a cartoni, perché questo salotto è stato realizzato, riciclato prima di tutto, riutilizzato per creare questo spazio incredibile. Ma non vi preoccupate che il creatore di questo meraviglioso spazio è qui stasera con noi, che dopo andremo a conoscerlo tutti insieme, che poi anche, chiusa parentesi, che dopo anche iniziamo con la presentazione dei nostri ospiti. Io quando sono entrata in questo salotto vi giuro che mi sono emozionata tantissimo, perché guardate che spettacolo, la foto, tutto riciclato e riutilizzato e soprattutto trasformato in questo spazio immenso e meraviglioso. Bande alle ciance, iniziamo allora con la presentazione dei nostri ospiti. Intanto anche ringrazio di cuore di essere qui con noi. Partiamo col primo ospite di questa serata, abbiamo il signor Michele Dalfarra, lui è consigliere di Longarone Fiere e del Polo Fieristico del Bellunese. Buonasera signor Michele. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei, è un piacere averla qui con noi e anche sentire un po' le proposte che aveva da raccontarci, soprattutto anche il suo percorso e anche la sua storia. Poi come secondo ospite abbiamo Filippo Bano, lui è presidente dei gelatieri artigiani del Triveneto, soprannominato GAT, con la propria attività ad Avono Terme. Buonasera a tutto il pubblico di Televenezia. Buonasera a lei. Poi come terzo ospite abbiamo il signor Luca Martone, il creatore di questo spazio incredibile. Lui è il presidente dei Paper Eco SRL di Casale sul Sile. Buonasera Luca. Ciao a tutti. Ciao. E come penultimo ospite abbiamo Ilaria Edel Muzzati, lei è presidente del Lemon Coworking Business Center a Mestre e non solo, anche imprenditrice del CNA dell'impresa Donna Venezia Metropolitana. Ovviamente le donne si fanno sempre sentire. Grazie dell'invito Pamela. Grazie a lei. E per finire ovviamente lo spettacolo qui da me, c'è sempre della bella musica, ci si diverte. Abbiamo l'orchestra Renza Glamour, che sentiremo dei suoi pezzi che non ho mai sentito, però sono famosissimi nel Veneto. Pronti per cominciare? Come primo ospite abbiamo il Michele Dalfarra, come vi ho accennato, e partiamo subito con la prima domanda. Allora, signor Michele, quali sono le peculiarità che rendono Longarone Fiere un punto di riferimento per il territorio bellunese? È il punto più vicino, diciamo, alle Dolomiti. Sì. Un punto di aggregazione in cui soprattutto le imprese riescono a trovare un luogo nel quale poter fare sia degli affari sia poter presentare innovazioni, novità, soluzioni. Quest'anno poi c'è anche l'evento olimpico e quindi noi siamo l'hub naturale, la porta, a noi piace chiamarla la porta delle Dolomiti. Io so che lei, infatti, guardando i suoi articoli, lei è molto propenso appunto al discorso dell'innovazione, che per lei è veramente importante questo, giusto? Sì, credo che per costruire il futuro noi dobbiamo cavalcare la punta più avanzata delle innovazioni che ci sono. Le imprese peraltro del territorio veneto sono maestre in questo, certo. E noi dobbiamo dar loro una mano per arrivare al grande pubblico e poter quindi capire come queste innovazioni trasformano la loro vita, trasformano la vita, facilitano la vita delle persone. Assolutamente. E mi spieghi velocemente come è iniziato questo suo percorso? Ma io mi sono sempre occupato di imprese, ho una società di consulenza, di formazione, poi un giorno il presidente della provincia di Belluno mi ha detto vai a Longarone perché dobbiamo fare delle cose, e quindi 2 anni fa ho fatto il presidente per 2 anni di Longarone, poi
Oggi c'è un'altra persona, la dottoressa Carrer. Io faccio parte del consiglio e seguo appunto una serie di filoni che possono interessare tutto il territorio veneto e le imprese, ecco, in una continuità rispetto al mio background professionale. Immagino che comunque la soddisfazione sia davvero alta, cioè sia grande. Vedere Longarone, che è un posto che non tutti conoscono, riempirsi di migliaia e migliaia di persone, riempirsi di aziende, riempirsi di professionisti come quelli che sono qui in studio oggi, dai gelatieri ai maestri artigiani del legno, piuttosto che l'agricoltura è veramente dà senso alle cose che si fanno, anche perché è un'occasione per far vedere un territorio assolutamente straordinario. Qui siamo vicini a Venezia, quindi quando parlo di straordinarietà voi sapete di che cosa parlo. Assolutamente sì. Va bene, signor Michele, grazie. Dopo comunque approfondiremo altre domande. Passiamo appunto al secondo ospite di questa sera, che è Filippo Bano. Lui è presidente dei gelatieri artigiani del Triveneto, soprannominato appunto GAT, che è venuto direttamente con la sua propria attività da Abano Terme, che ho visto che ci ha portato anche una macchina di gelato. Sì, questa sera vorremmo presentare in anteprima, proprio in questa trasmissione, il gelato salutistico, perché quest'anno, in collaborazione col Consiglio Nazionale delle Ricerche, presenteremo 14-15 gusti di gelato salutistico. Che cos'è il gelato salutistico? È un gelato preparato con ingredienti che, oltre ovviamente a nutrire, danno un benessere sia a livello fisico ma anche a livello mentale. Ovviamente questi ricercatori hanno studiato degli ingredienti particolari che noi inseriamo nelle nostre ricettazioni e cerchiamo di preparare un gelato che, oltre a dare piacere, dia anche benessere sia fisico che mentale al consumatore che poi lo va ad assaggiare, ad provare, insomma, sotto questo aspetto. Questa sera abbiamo portato qui da voi un gelato alla curcuma e zenzero con pepe. Pepe ovviamente perché il pepe facilita l'assimilazione della curcuma. La curcuma è un ingrediente che è, diciamo, antibatterico, facilita le articolazioni e soprattutto dà, diciamo così, benessere anche a livello mentale sotto questo aspetto. Lo zenzero è un antisettico e poi tra l'altro è antidolorifico, e per cui abbiamo combinato diciamo, le caratteristiche dello zenzero e della curcuma proprio per dare maggiore benessere e salute alle persone che lo vanno a consumare. E cosa l'ha spinta a scegliere questo prodotto? Cioè fare questa cosa diversa dalle altre gelaterie? Perché è la prima volta diciamo che lo sento. che lo scopo da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche non è quello di fare un gelatiere, ma bensì di inserire in tutte le gelaterie d'Italia, essendo tra l'altro io anche presidente a livello nazionale, alcuni gusti di gelato salutistico proprio per modificare quelle che sono le abitudini alimentari dei consumatori. Perché mangiamo, questo me lo dicono loro ricercatori, mangiamo troppi cibi processati e a una certa età abbiamo bisogno di modificare o cambiare in parte quella che è la nostra dieta. Guarda, ha fatto veramente un bellissimo lavoro, perché tante persone magari quando finiscono la cena e si sentono già pesanti, lei con la scusa che appunto ha fatto questo gelato, che appunto fa bene al benessere, perché fa bene soprattutto al nostro benessere, perché quando arriviamo a casa la prima cosa che pensiamo di fare è beviamo un tè caldo, che magari cerchiamo di sgonfiarci un pochino. Lei ha fatto il gelato e veramente le faccio i miei più vivissimi complimenti. Che tra l'altro mi spiegano loro ricercatori, il gelato dopo mangiato, bisogna sfalsare anche un mito, non blocca la digestione. Se mangiato caldo, comodo e in compagnia, facilita anche di una buona mezz'ora quello che è il processo digestivo, proprio perché, essendo freddo, richiama sangue nell'apparato digerente e facilita quello che è l'aspetto digestivo. Ovvio, se lo mangiamo ingordamente troppo, abbassiamo troppo rapidamente la temperatura e facciamo l'effetto contrario. Beh, 2 palline minimo sempre. Impossibile resistere solamente a mangiarsene una pallina. Però le chiedo, tornando un attimino indietro, come è nata la sua passione
per la gelateria, per il Beh. gelato soprattutto? Come l'ha scoperta? L'ho scoperto ancora 45 anni fa, purtroppo, perché il tempo va avanti veloce. Io nasco come ragioniere, solo che in banca non mi piaceva tanto lavorare, sinceramente. Mi sentivo dava un po', soddisfazione, non mi sentiva dava chiuso. soddisfazione, sempre carte, soldi, quant'altro di seguito. Casualmente ho partecipato a una fiera a Padova e c'era un maestro gelatiere di Alberobello che preparava dei sorbetti e quant'altro, e effettivamente sono rimasto un po' estasiato dal saper fare di questo maestro. Parlando con lui ho detto mi piacerebbe imparare, così tanto per, diciamo, provare. Beh, se vuoi, io ho la gelateria a Verona e così mi sono trasferito là un anno a Verona, ho lavorato con lui giorno e notte e mi sono innamorato di questo lavoro. Mi sei innamorato, complimenti, bravo. Dopo comunque andremo avanti con altre domande che ho da farle. Passiamo appunto a Luca Marton. Come ho detto prima, lui è il ideatore di questa meravigliosa scenografia. Grazie Luca di essere qui con noi e complimenti Grazie dell'invito. ancora. Le faccio subito una domanda. Allora, com'è nata l'idea di creare e cosa rende davvero sostenibile un prodotto come il mio salotto di carta? Nasce dall'idea proprio di fare qualcosa. Come si fa qualcosa per sfatare il mito che il gelato blocchi la digestione e faccia male, e si può fare Bravo. veramente tanto. La nostra idea è quella proprio di portare sostenibilità in un ambiente in cui la sostenibilità è sempre vista un po', Sì. un po' così, nel senso c'è tanto greenwashing nel mondo dell'arredamento e effettivamente sostenibilità in senso vero e di economia circolare soprattutto, perché giustamente anche tu prima dicevi completamente riciclato, sì, perché il cartone è riciclato, ma soprattutto è riciclabile, per cui il sì. circolo è veramente Sempre riutilizzabile, no? Bravissima. Ed è quella la cosa bella di questo elemento della carta. Noi nasciamo come ideatori di packaging, sempre nell'ambito dell'ecosostenibilità, perciò con addirittura senza utilizzo di colle la maggior parte delle volte, o con poca colla, sempre colle particolari, naturali, al miele, anche queste biodegradabili. E poi l'idea è proprio questa, visto che io ho un pregresso nel mondo del mobile e del design, di creare questi arredi che siano degli arredi che facciano un po' quell'effetto wow e che diano subito quell'impressione di sostenibilità che tanti imprenditori hanno e magari non riescono a diciamo esprimere completamente nella propria azienda. Beh, guardi, l'effetto wow l'ha fatto assolutamente, perché voi che siete dall'altra parte, che ci state guardando, non riuscite a sentire il tatto di queste, magari di queste sedie o soprattutto magari dei banconi. Cioè è una cosa pazzesca, perché non so se sentite, sono veramente resistenti, comodi, e fanno soprattutto anche una bella figura per chi la guarda da fuori, che poi voi purtroppo non potete sentire col tocco, però sfido chiunque ad andare a trovare Paper Eco SRL a Casale sul Sile e chiedere appunto di Luca per toccare con mano soprattutto questo prodotto riciclato e riutilizzato, stiamo parlando. E poi anche, per non finire, so che ci ha portato, Sì. che la prima volta che li ho visti, lei mi ha spiegato che ogni animaletto o magari ogni oggetto ha la sua storia. Sì, anche lì parlando con gli imprenditori, conoscendo imprenditori in fiere, in evento, gente che viene a trovarci magari per chiederci dell'arredamento, abbiamo scoperto che tanti imprenditori hanno delle idee loro di sostenibilità o cose, diciamo, da migliorare nel mondo, e per cui abbiamo deciso di fare questa linea che si chiama 0.100, perché viene in realtà nata per un dettaglio tecnico, perché sono tutti ad incastro questi animaletti, lo scoiattolo, la papera, il cactus o le piante, proprio perché ognuno di questi rappresentasse un piccolo simbolo dell'obiettivo che ci poniamo. Io, i miei figli che hanno 5 e 2 anni, una delle prime canzoni che gli ho insegnato è una canzone di Bruno Risas, che a un certo punto dice: so che il mondo potrà migliorare, ma so che se questo non parte da me non farò niente. Ed è questo un po' il problema, no? In Italia danno sempre la colpa alla politica, danno sempre la colpa a tutti, e nessuno niente magari fa questo. Cerca di migliorare, no? Bravissima. E allora abbiamo detto, ok, prendiamo dei simboli che possono essere un regalo o comunque da mettere in azienda, proprio che rappresentino perciò lo scoiattolo e la deforestazione,
la papera sono le plastiche nei Sì, mari, il cactus, la siccità, l'innalzamento climatico sui pinguini. Abbiamo tutta questa serie di animali che rappresentano proprio un obiettivo e insieme diamo nel packaging ci sono anche 50 consigli utili per partire nel nostro piccolo quotidiano per fare qualcosa in questo obiettivo qua. Assolutamente, ringrazio veramente il signor Luca, poi comunque avremo altre domande da dire ai nostri telespettatori. Passiamo appunto al quarto ospite, a conoscere la quarta ospite di questa sera, che è proprio lei, una donna veramente guerriera e imprenditrice e presidente di Lemon Coworking Business Center a Mestre. Proprio lei, Ilaria, è del Muzzati e non solo, presidente anche del CNA Impresa Donna Venezia. Metropolitana. Sì, sì. È un piacere averla qui con noi. Le faccio subito una domanda. Allora, vuole raccontare come in breve tempo ha dato origine a questo spazio di aggregazione lavorativo in continua espansione? Sì, innanzitutto Pamela, mi sento molto ben rappresentata questa sera dai miei compagni di viaggio perché hanno parlato di sostenibilità e di innovazione. All'interno del Business Center queste sono due carte fondamentali per giocare la nostra partita e sono stati anche, diciamo, è stata la miccia che ha fatto scoccare proprio l'idea 15 anni fa di creare su Mestre uno spazio che ancora non esisteva, perché fondamentalmente esisteva a me. 2 anni prima, quindi torniamo indietro nel tempo, avevo fondato la mia società di servizi che si chiama Domiciliando, e quindi noi svolgiamo attività per studi legali notarili in tutta Italia a supporto di quello che è proprio il professionista, e all'epoca mi serviva uno studio e non riuscivo a trovare uno spazio che fosse adatto alle mie esigenze, quindi ne ho creato uno che, essendo adatto alle mie esigenze, poteva essere adatto a tutti. Ho semplicemente anticipato i tempi di fatto, perché poi dopo nel tempo si sono sviluppate, cioè questa è un'idea che all'estero ormai non è più innovativa, è già un qualcosa di consolidato. Bravissima. Però sì. 15 anni fa era molto difficile comunicare quello che era il mio lavoro, proprio di gestore di uno spazio di coworking che poteva ospitare aziende diverse fra loro, professionisti diversi fra loro, condividendo all'epoca quelli che erano i servizi per contenere le spese. Poi il concetto si è chiaramente evoluto. Diciamo che dal periodo post-pandemico le multinazionali si sono accorte dell'utilità di avere uno spazio che può essere modificato a seconda delle esigenze, perché lo shock esterno che è successo ci ha insegnato una cosa, che purtroppo nel momento in cui saltano i paletti, tutto quello che è, diciamo, la spesa fissa dell'azienda che riguarda l'apparato immobiliare può diventare un problema. Quindi avere degli spazi modulabili serve anche in questo momento a far sì che le aziende possano scendere su Mestre, investire sulla nostra città ed avere un luogo performante già pronto all'uso e che di fatto è attrattivo in città e non fa scappare i talenti che hanno bisogno di struttura per potersi sviluppare. Bravissima. E quali sono di fatti i vantaggi, se magari qualcuno vuole aprirsi la sua attività, iniziare un percorso insieme a lei? Con coworking? Sì, sicuramente il fatto di avere qualcuno vicino con dell'esperienza aiuta. Penso che la solitudine accomuni un po' Bravissima, qualsiasi persona dell'era moderna, no? Siamo tutti da soli in un mondo che corre velocissimo e trovare un luogo dove non si è da soli e si condivide una pausa caffè piuttosto che un'idea o un consiglio sicuramente è fondamentale. Poi dopo c'è tutta quella parte, diciamo, collegata all'impresariale, questo diciamo vira un po' più sull'aspetto emotivo, però a livello di impresa avere un luogo di lavoro che ti permette di calcolare dal 1 gennaio al 31 dicembre già una spesa fissa che riguarda un po' la struttura, tutta la struttura, ti aiuta sicuramente anche a livello di business plan a capire dove andare ad investire, cosa poter fare, perché sono proprio le spese non calcolabili che a volte possono mettere in difficoltà un giovane imprenditore. Brava, è quello che infatti le stavo per dire, soprattutto un giovane che sta iniziando e c'è sempre quel dubbio di non riuscire a farcela, no? Come ci sono passata anch'io, ci sono passate tantissime altre persone che nel momento hanno aperto e iniziato la loro attività. Soprattutto anche magari attività di vario genere che magari non esisteva neanche magari nel Veneto, no? Però lui ha voluto fare magari la differenza, voglio fare qualcosa di diverso per me stesso e per chi mi circonda, no?
quindi ha fatto una bellissima cosa, veramente le faccio i complimenti. Grazie. Perché se sapevo di lei magari prima, le giuro sarei venuta nel suo spazio coworking e magari mi sarei fatta dare una mano in più per realizzare magari il mio processo di attività, che dopo un po', col discorso che ci abituiamo, riusciamo ad ottenere una nostra impresa sempre più in alta, riusciamo ad avanzare, allora lì, dai, ce lo sto facendo piano piano piano, però è molto bello questa cosa appunto del coworking, per chi magari soprattutto giovane, che vuole magari quella spinta in più, lei è qui per questo. Complimenti. Grazie. Bene, cari telespettatori, cari ospiti, noi ci vediamo tra pochino, voi rimanete ancora lì che adesso noi andiamo in pubblicità. Ci vediamo tra poco. Ciao!